Nella storia di Israele i profeti hanno avuto un grande rilievo. Sono stati gli uomini che hanno tenuta viva la fede del popolo, conservando la fedeltà all'alleanza con il Signore, stipulata al tempo di Mosè durante il cammino nel deserto. Una volta però che Israele si è insediato nella terra promessa, inevitabilmente si è adattato alla situazione delle popolazioni cananee e quindi molti in Israele hanno dimenticato la tradizione antica dei padri e si sono adattati alla mentalità moderna. Hanno imparato usi e costumi e anche mentalità religiosa dei popoli cananei che abitavano nella terra. Gli ebrei che arrivarono nella terra al tempo di Giosuè erano pastori e trovarono popolazioni contadine e si mescolarono con grande fatica, con continua tensione, e lentamente i pastori sedentarizzati divennero contadini e impararono le abitudini e le tradizioni religiose dei contadini cananei. Una di queste idee fondamentali era il culto della fecondità, il grande interesse per la fertilità della terra, per la fecondità degli animali e delle persone. Che i campi producessero tanto grano era necessario per una sopravvivenza e un'abbondanza. Che gli animali figliassero in gran numero e sani era necessario per una buona continuazione della vita. Che le famiglie avessero tanti figli era una condizione indispensabile per poter vivere bene. Per ottenere la fertilità dei campi, degli animali, delle donne, la mentalità cananea aveva istituito una religiosità che mirava a ottenere questo effetto della fecondità, e il dio venerato in particolare era Baal, nome cananeo che vuol dire padrone ma anche marito. Baal è il dio della fecondità, è il dio della tempesta, è il dio che fa piovere e la pioggia feconda la terra. Se non piove, la terra diventa arida. Già ai tempi di Elia era stato molto forte questo contrasto, ma dopo il grande profeta le cose non erano sostanzialmente cambiate. Un secolo dopo Elia ed Eliseo inizia in Israele una realtà nuova, la profezia scritta. Perché i profeti precedenti erano semplicemente predicatori, si accontentavano di annunciare oralmente quella parola.
Invece, nell'VIII secolo, qualcuno iniziò a mettere per iscritto i discorsi dei profeti e probabilmente furono i profeti stessi a raccogliere i loro testi. Il primo di questi profeti, entrato nella raccolta dei 12 profeti, si chiama Osea. È l'unico profeta che sia originario del nord del regno di Israele. Nacque, visse, operò nella regione di Samaria. Prendiamo in considerazione questo profeta e proviamo a leggere qualche pagina particolarmente importante di Osea. Apparteneva quest'uomo ad una specie di confraternita, un movimento religioso di tipo levitico legato alla tradizione di Mosè. Era uno di quei predicatori popolari che insegnava al popolo la fedeltà alle tradizioni mosaiche. Apparteneva ad un circolo levitico e viveva in un ambiente religioso. Una idea originale di Osea fu quella di comporre dei canti. Potremmo paragonare Osea ad un cantautore dei nostri tempi, un poeta che compone dei testi che non vengono recitati ma cantati. E questi testi non sono semplicemente dei passatempo, ma dei messaggi. Sono canti che vogliono comunicare delle idee. È una specie di predicazione cantata. E sappiamo che in una fase arcaica, dove è difficile la comunicazione scritta, la forma cantata si imprime nella memoria molto più facilmente. Un discorso non rimane nella memoria, ma un canto, se è scritto bene e musicato in modo orecchiabile, si memorizza facilmente. Lo si sente 2 o 3 volte e lo si ripete alla lettera. Osea viveva in questo ambiente religioso e compose dei testi poetici cantati rivolti a questo ambiente con un fine catechistico, formativo. Una idea geniale di Osea fu quella di parlare dell'amore di Dio. Noi siamo abituati a questa idea e la consideriamo normale, scontata. Ma bisogna riconoscere che Osea fu l'inventore del tema. Per parlare in modo religioso, dobbiamo affermare che il Signore ispirò a Osea questo tema, rivelò nella testa di quest'uomo il grande messaggio dell'amore di Dio. Osea arrivò a questa intuizione attraverso una propria esperienza personale, perché visse un matrimonio fallimentare. Sposò una donna che viene qualificata come prostituta, ma non dobbiamo confonderla con una situazione moderna, attuale. Nel contesto di Osea la prostituzione era, a noi sembra strano, ma così era considerata, sacra.
apparteneva cioè al culto di Baal. Per ottenere la fecondità venivano praticate delle azioni rituali con prostitute, quindi atti sessuali, spesso orgiastici, per ottenere la fecondità della terra, degli animali, delle donne. Era una mentalità cananea. Israele lentamente si adattò a questi costumi. Non tutti, ma molti seguirono questa mentalità. Osea sposò una donna che apparteneva a questo ambiente. Nel mondo greco si chiameranno ierodule, le sacre schiave. Forse pensando di recuperarla, di salvarla. Di fatto però questa donna poi non accettò di vivere nell'ambiente religioso di Osea, ma abbandonò il marito e tornò in questi culti cananei. Osea visse la tragica esperienza di un marito tradito, abbandonato. Non solo soffrì per la perdita affettiva della moglie, ma anche per il fatto che la moglie aveva tradito la fede religiosa di Israele. Quindi fu un doppio tradimento. E in questo contesto di sofferenza umana, Osea maturò l'immagine dell'amore di Dio. In qualche modo avvenne un ragionamento di questo tipo. Come io sono stato tradito da Gomer, il nome della moglie, così il Signore è stato tradito da Israele. Io sono un marito offeso, anche il Signore è un marito offeso. E da questa intuizione nacque la poesia amorosa di Osea. Nacque la grande metafora dello sposalizio del Signore con il popolo di Israele. Un legame di amore diventa espressivo della alleanza, del rapporto che ha unito Adonai con Israele. Ma adesso, concretamente, nella storia, questo legame è rotto, violato, tradito, e c'è una sofferenza. Secondo lo schema dell'antica giurisprudenza di Israele, in un caso del genere avviene un rib, un giudizio popolare, dove colui che si sente danneggiato da un'altra persona che aveva un contratto porta questa persona in piazza e denuncia la violazione del contratto. Potrebbe farlo un datore di lavoro col dipendente o viceversa, il dipendente con il datore di lavoro. Lo può fare un marito con la moglie o un padre con i figli. E così Osea immagina una specie di rib dove Dio porta in piazza la moglie traditrice. Solo che la moglie è il popolo di Israele. Al capitolo 2 del libro di Osea troviamo questo testo che leggiamo non integralmente, ma nei passi fondamentali. Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più
suo marito. È il discorso rivolto ai figli. È un'accusa ai figli di Israele perché riconoscano che la madre non è più legata da questo vincolo di alleanza con il Signore Dio. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto. Sembra che queste prostitute sacre avessero dei segni, forse dei tatuaggi, delle immagini che facevano vedere vistosamente la loro condizione. Altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. È una donna o una terra? Le due immagini si alternano. Viene disonorata. Spogliare in pubblico è proprio segno di perdita dell'onore, della dignità. Ma una terra spogliata è una terra deserta, che non ha più vegetazione. La terra dove scorre latte e miele diventa arida e secca. La loro madre, infatti, si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto: seguirò i miei amanti, che mi hanno dato il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio, le mie bevande. Notiamo l'insistenza sul mio, tutte cose concrete, pane, acqua, lana, lino, olio, bevande. Da chi ha tutto questo bene? Dai miei amanti, dice, dagli dei, dalle varie divinità cananee. Ecco dove sta l'adulterio. Cercare un benessere fuori della relazione con Dio. Perciò, è sempre il Signore che parla, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverai i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso. Ecco la minaccia. Le farò provare la situazione di aridità, in modo tale che nel bisogno capisca che con il Signore Dio stava meglio, che quella situazione di malessere è dovuta proprio al suo tradimento. Non capì che io le davo grano, vino nuovo, olio, la coprivo d'argento e d'oro, e loro hanno usato questo argento e questo oro in onore di Baal. Allora, anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire la sua nudità. È una minaccia di carestia, di sterilità. Voi credete che la fonte della vita sia Baal? Proverete! Vi siete illusi! Avete seguito quelli che considerate amanti che vi trattano bene. Proverete che cosa vuol dire avere abbandonato il Signore.
Saltiamo al versetto 16. È il momento culminante in cui il Signore annuncia: perciò ecco, io parlerò al suo cuore e la condurrò nel deserto. È una immagine importante. Il Signore promette di portare Israele nel deserto e di parlare al suo cuore. È possibile che noi interpretiamo in modo un po' troppo mistico questo versetto, come se fosse una giornata di ritiro, un momento di spiritualità. È diventato di moda usare l'espressione deserto. Facciamo una giornata di deserto. È una illusione nostra. Il deserto è una cosa faticosa. Nel deserto si sta male. C'è caldo di giorno, freddo di notte, non c'è ombra. Ci sono animali selvatici pericolosi, non si sta per niente comodi. Noi chiamiamo deserto un bel chiostro tutto fiorito, con un pranzo ben cucinato, una cameretta pulita dove poter dormire al fresco. In realtà il deserto è l'ambiente dove si è perso tutto. Il deserto è il contrario della terra promessa. La porterò nel deserto vuol dire la porterò nella situazione di prima, quando non aveva niente. L'idea di fondo è questa. Israele da giovane nel deserto non aveva niente, era contenta e innamorata del Signore. Quando ha avuto la terra, ha avuto la casa, è diventata una signora, ha tradito il Signore ed è corsa dietro ad altri amanti. E allora la terapia sarà toglierle tutto, tornerà nella situazione di prima. Quando aveva 4 stracci, la porterò nel deserto, non significa la porto in campagna, semplicemente per una scampagnata romantica. Vuol dire le farò perdere la terra. È una minaccia dell'esilio. Le farò perdere questo benessere materiale e allora parlerò al suo cuore. Quando non avrà più le cose a cui attaccare il cuore, il Signore riuscirà a parlare al cuore del suo popolo. Allora, nel deserto, lei mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. L'ultima parola è di promessa e di speranza. C'è una minaccia che si realizzerà qualche anno dopo. Il profeta Osea canta e scrive intorno al 740. 20 anni dopo Samaria verrà distrutta, rasa al suolo e la popolazione deportata e finiranno tutte le tribù del nord. 150 anni dopo finirà anche il regno del sud. Osea in questo senso è stato profeta, ha previsto perché ha intuito dove stava andando la situazione. Ma l'ultima parola è positiva. Farà perdere la terra, porterà Israele in una condizione di necessità per poter trasformare il popolo infedele nella sua vera sposa. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Ecco il senso di conoscere. Amare il Signore è l'autentica conoscenza. E il profeta Osea
primo cantore dell'amore di Dio, creatore di questa metafora sponsale, sulla propria pelle ha vissuto il dramma di un amore tradito, ma è stato profeta di un amore ricostruito. Allora sarai mia sposa nella giustizia e nel diritto e conoscerai il Signore. È una profezia anche messianica. Con Cristo il popolo diventa veramente sposa del Signore. Grazie a Cristo può essere la sposa fedele.